Serata riuscita bene, sembrerebbe. La serata è riuscita bene. Questa sera, 11 luglio, presso la sala convegni dell'Albergo Le Tegnue Sottomarina si è svolta la seconda presentazione del numero 54 di Chioggia Rivista di Studi e Ricerche. È stata presentata tutta la rivista, ma in particolare i 2 articoli su Piero Brombin realizzati da me e dal collega Matteo Doria. Questa sera abbiamo avuto anche l'onore di aver presente l'artista Piero Brombin, che esattamente 60 anni fa, nel 1959, ha realizzato le decorazioni ceramiche all'esterno dell'Albergo La Stella d'Italia, il primo albergo di Sottomarina fondato nel 1951 da Augusto Micaglio. Di cosa si è detto brevemente? Faccio un sunto. Si è parlato di questo grande rischio che i primi pionieri del turismo hanno voluto fare a Sottomarina, con questa grande città che si stava venendo a creare. La nuova Sottomarina porta come emblema proprio le ceramiche di Brombin, che lui inconsciamente è artefice dell'immagine che tutti hanno di Sottomarina, questi colori vivacissimi che connotano proprio Piazza Italia e questa sera ci siamo anche detti che speriamo in futuro riescano ad essere conservate all'esterno di quello che sarà un nuovo residence, un nuovo albergo, qualsiasi sia la destinazione d'uso, perché queste ceramiche hanno un valore inestimabile sia dal punto di vista artistico che storico, perché sono proprio intrecciate con la vita e con la città di Sottomarina. Quindi è un bene quasi archeologico, un'archeologia del turismo che dobbiamo conservare per il futuro, anche come monito per una nuova architettura turistica che oggi tende troppo all'anonimato e che vorremmo essere, come all'epoca, ricca di colori e di significato, per non creare involucri anonimi per il turismo, ma una città in dialogo con la città storica e con il turismo.